Don Pietro Borrozzo, presidente dell'Associazione Carta di Zuri, una conferenza stampa il 13 agosto quando tutti dovrebbero pensare alle vacanze per un'emergenza che sta sferzando la Sardegna, quella della povertà. Oltre un terzo della popolazione è al di sotto della soglia della povertà. Sì, perché queste persone che vivono questa situazione, questo è il motivo per cui lo facciamo il 13 agosto, queste persone devono purtroppo mettersi il problema di come mangiare. Quindi molti avranno la possibilità di andare in ferie, di andare al mare, ma questi non solo non hanno questa possibilità, ma devono seriamente preoccuparsi di come mettere insieme il pranzo con la cena. Quindi era necessario assolutamente rimettere in evidenza questo problema, richiamare la società alla solidarietà, richiamare le istituzioni a mettere in campo misure energiche, strutturali, che servano davvero a contrastare questo grave fenomeno. A settembre verrà in Sardegna Papa Francesco, molto attento ai problemi degli ultimi della terra. Quale sarà la vostra azione? Noi pensiamo di consegnare al Papa Sabertula, che è lo strumento di lavoro della Sardegna, dei pastori, dei contadini, ed è stato anche strumento di solidarietà. Sant'Ignazio l'ha utilizzata per raccogliere viveri e ridistribuire ai poveri, in modo per mettere insieme i due temi fondamentali: la povertà che avanza, il lavoro come risposta alla richiesta di dignità delle persone che vogliono superare questo problema appunto lavorando, impegnando le loro intelligenze e le loro mani per vivere in modo dignitoso.